28 postazioni tecnologicamente all'avanguardia e tecnici qualificati a disposizione dei clienti 24 ore su 24. Con la nuova Control Room, Infracom Italia sceglie di balzare all'apice del processo di ridefinizione e miglioramento del servizio clienti. La sala di controllo, inaugurata il 15 settembre nella sede di Piazzale Europa 12, governa e garantisce il corretto funzionamento della dorsale in fibra ottica di 9.000 km dei propri data center, di cui i principali nel Business Center di Milano e Verona, e di tutti i servizi erogati a 10.000 clienti in tutta Italia. I tecnici specializzati garantiscono il controllo costante degli apparati tecnologici, dei sistemi e delle applicazioni. Un monitoraggio senza sosta che consente l'intervento sia da remoto sia on-site. L'inaugurazione della Control Room coincide con il 15° compleanno di Infracom Italia che, invece di spegnere le candeline, accende le nuove postazioni, un investimento sull'efficienza per affrontare gli anni futuri. Infracom compie 15 anni e al posto di ricevere regali decide di farne uno ai suoi clienti con questa Control Room. Sì, la Control Room che appunto abbiamo detto inauguriamo oggi è solo la parte più manifesta di quello che è un lavoro che abbiamo avviato da 1 anno e mezzo circa e che passa attraverso una riorganizzazione aziendale, l'investimento su un sistema per la gestione delle chiamate dei clienti assolutamente innovativo e una sala, che è quella che vediamo, all'interno della quale sono posizionate 28 postazioni di lavoro, i monitor attraverso i quali questi tecnici possono monitorare la rete e quindi intervenire su tutti quelli che sono gli eventi che si possono presentare durante la quotidianità. È una control room che funziona 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 ed accompagna quindi l'attività dei nostri clienti e nell'erogazione dei nostri servizi. 15 anni, quindi siete sul mercato dal 1999, un'azienda giovane quindi ma già matura trattandosi del campo delle telecomunicazioni. Sì, nel nostro mondo indubbiamente 15 anni sono veramente tanti. Abbiamo iniziato nel 1999 e siamo cresciuti molto nel territorio ma anche a livello nazionale. Abbiamo infrastrutture estremamente importanti sulle quali basiamo i servizi che eroghiamo ai nostri clienti. Sicuramente riuscire ad essere qui oggi con un grande investimento come quello della Control Room è un evento importante per noi ma sicuramente anche per i nostri clienti. Quanti sono questi clienti e chi sono? Sono circa 10.000 clienti, la maggior parte sono aziende sia del nostro territorio ma anche del territorio nazionale. Abbiamo anche molti operatori delle telecomunicazioni che lavorano con noi e che sono in co-location, come si dice, nel nostro data center di Milano. Noi li serviamo attraverso una rete molto ampia in fibra ottica di 9.000 km, 2 grandi data center, il principale dei quali dicevamo a Milano, e una serie di apparati di telecomunicazione, di punti di presenza assolutamente importanti. Abbiamo 1.000 punti di presenza della nostra azienda in tutta Italia e gestiamo da questa Control Room, oltre che i 10.000 clienti, circa 12.000 apparati di telecomunicazione, numeri estremamente importanti.